Quelli sono gli appunti. Mm? Quelli sono appunti. Questi sono... Queste battaglie siamo molto slim. Sono ho fatto un fascicolo, me lo porto sempre dietro, per avere tutto l'occorrente. In caso di domande interessanti che non ricevo. Ok. Partiamo. Buonasera a tutti. Innanzitutto do il benvenuto a tutti quanti, tutti i presenti, in particolare all'avvocato Piero Gurrieri. Questa idea di presentare il suo libro sull'autonomia differenziata e come sta spaccando in due l'Italia è nato da un incontro casuale che abbiamo avuto a Roma durante la presentazione della Costituente Nova. È stato un caso, ci siamo trovati vicino a Giuseppe Conte e quindi è stata l'occasione di fare una chiacchierata. Lui mi ha parlato del suo libro, mi sono entusiasmata di questa idea e quindi l'ho invitato a venire a Trieste. Lui ha accolto con entusiasmo questa idea, ne ho parlato con il mio gruppo territoriale di Trieste, sono rimasti tutti entusiasti, quindi da questa è nata l'idea di questa presentazione che avrà un seguito perché ci saranno 2 presentazioni domani anche a Udine e a Monfalcone. E do la parola a Elena Danielis che così può presentare tutti i relatori. Mi serve... Grazie mille. Io parto molto semplicemente ringraziando per l'opportunità di presentare questo libro, per un argomento che è ostico, e ringrazio i presenti oggi che di venerdì sera sono venuti a sentire un dibattito dal titolo "Quale autonomia differenziata, quale futuro per l'Italia?", che non è scontato, e ringrazio i nostri ospiti, in particolare Gurrieri che non abita qua vicino e ha fatto un lungo viaggio per essere qui con noi. E anche il nostro amico Dovenna con cui ormai siamo abituati a fare eventi da un po'. Li presento. Piero Gurrieri è un avvocato ed è l'autore del libro Autonomia differenziata, come la destra ha spaccato l'Italia, mentre Daniele Dovenna fa parte del Comitato Locale per la Difesa della Costituzione ed è da tanti anni impegnato nelle battaglie referendarie e nelle battaglie di difesa della nostra Carta Costituzionale, a cui tutti siamo molto affezionati, qualcuno più e qualcuno evidentemente meno. E parto con l'ultimo grande evento, che è la sentenza di novembre della Corte Costituzionale, che ha di fatto tagliato le gambe al progetto di legge Calderoli, ma ha anche, qualche giorno dopo, in gennaio in realtà, dichiarato l'inammissibilità del referendum per cui avevamo fatto campagna e raccolto firme e fatto riunioni fino a poco tempo fa. Qual è il punto? Qual è il punto di questa sentenza? La sentenza sostanzialmente, da un lato, salva quel che resta della legge Calderoli dal pericolo di essere abrogata da un referendum. E questo è quello che ci duole principalmente. Dall'altro, sentenzia che non si può pensare di arrivare a una differenziazione dell'autonomia delle regioni per intere materie, ma bisogna limitarsi a puntuali funzioni. Questo lascia ancora aperto il cammino a un'autonomia delle regioni che di fatto noi non vogliamo. O meglio, ci sono autonomie virtuose delle regioni e autonomie che invece spaccano, specialmente su tematiche come sanità, come istruzione, come trasporti, che sono tematiche che devono restare nazionali. Noi abbiamo localmente una sanità regionale, ma abbiamo anche una regione ricca che ci permette di conservare, almeno ci permetteva fino a poco tempo fa, fino all'ultima riforma della sanità, di conservare degli ottimi livelli di servizio, livelli che sono attualmente in caduta verticale.
Non oso immaginare cosa potrebbe succedere ad altre regioni meno ricche e meno sicure della nostra. Se già noi facciamo fatica in questo momento. Un'altra cosa che è rimasta in piedi del disegno legge Calderoli è la disciplina delle LEP, dei livelli minimi di prestazione. A proposito della quale la Corte Costituzionale ha lasciato una serie di note o appunti sui quali sarebbe il caso di discutere. Qual è il grosso tema di una riforma come quella proposta da Calderoli? Non è solo l'affondamento delle regioni più fragili. Noi siamo un sistema. Il Sud è il primo mercato del Nord. Nel momento in cui lasciamo che il Sud coli a picco, il Nord gli va dietro, quasi immediatamente. Siamo già oggi in una situazione di gravissima crisi industriale, su cui il governo non sta dicendo nulla. Nel momento in cui ci trovassimo ad affrontare anche una crisi sociale come quella che aprirebbe una riforma di questo tipo, l'Italia sarebbe vicina al default. Ora, ci sono una serie infinita di ragionamenti da fare sui costi di una riforma del genere, perché Calderoli ha presentato questa legge affermando che sarebbe stata una importante spinta alla crescita del paese. Ma ci sono tutta una serie di analisi che fanno vedere il contrario, e solo per tenere in piedi i LEP ci vorrebbero un centinaio di miliardi, perché noi dobbiamo, perché i livelli minimi di assistenza e di prestazione non vanno solo scritti sulla carta, ma vanno anche garantiti. Allora, tutto questo lavoro avrebbe un impatto mostruoso sullo stato sociale, direttamente sullo stato sociale di questo paese. A fronte di questa introduzione lascerei felicemente la parola a qualcuno più preparato di me, e quindi la lascio alla nostra consigliera regionale Rosaria Capozzi, che fa il suo intervento su quello che è l'aspetto regionale di questa riforma. Buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio Elena per questa introduzione, riprenderò alcuni concetti già espressi e voglio fare invece un passo indietro, ecco, rispetto a questo tema su cui regna tanta confusione e soprattutto i più non intravedono quelle che saranno le ricadute di questa legge appunto sui propri territori, sulle proprie vite. La prima domanda che mi sono posta quando ho avuto a che fare con quando è iniziata a circolare la legge Calderoli, che cos'è l'autonomia differenziata? È un concetto che esiste già nella nostra Costituzione ed è la facoltà attribuita alle regioni ordinarie, quindi non a quelle speciali, per le quali vale una disciplina a parte, di aumentare le proprie competenze normative e gestionali in ambiti disciplinati e amministrati dallo Stato. Tale facoltà non era prevista nella Costituzione del 1948, ma è stata introdotta con una riforma costituzionale nel 2001 all'articolo 116,3. Però questa riforma non ha mai trovato attuazione proprio per le conseguenze che avrebbe avuto dal punto di vista sociale ed economico sulle varie regioni. Fino ad arrivare alla famosa legge 86 di Calderoli, la quale invece riprende questo percorso. Dalla nostra riteniamo che sia una legge pericolosa, in quanto spaccherà il nostro paese, ma questa non è soltanto un'affermazione così fine a se stessa. Sancisce il principio la fine del principio di solidarietà tra regioni. Il più grande problema è stato anche rappresentato da Elena, sono proprio i LEP, perché l'autonomia differenziata non si preoccupa delle perequazioni per i territori con minore capacità
fiscale per abitanti, quindi rischia di acuire le distanze tra le varie regioni del nostro paese, in diritti importantissimi sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista civile. Ne deriverà una frammentazione oggettiva e viene tradito il principio fondamentale della nostra Costituzione, che è il principio dell'unità. Lo troviamo sancito all'articolo 5. La Repubblica è unica e indivisibile, ma non soltanto. Nel titolo quinto troviamo anche altri richiami proprio a questa unità. Lo troviamo all'articolo 120, unità giuridica ed economica. Quindi quando diciamo che la legge Calderoli tradisce l'unità, lo diciamo proprio a fronte di questi dettati della nostra Costituzione, ma tradisce anche altri principi importanti, come ad esempio quello dell'uguaglianza, perché ci ritroveremo davanti cittadini che si ritroveranno una territorializzazione dei diritti, cittadini di serie A, cittadini di serie B, che avranno, che usufruiranno in maniera diversa di diritti fondamentali in ambiti fondamentali, quale può essere ad esempio la salute o l'istruzione. Ne deriverà anche una complessità amministrativa notevole, perché siamo una società a forte trazione industriale, quindi ci dobbiamo immaginare che non soltanto i cittadini ma anche le imprese della nostra regione che operano a livello sovraregionale si troveranno ad operare con 21 legislazioni differenti. Questo accadrà anche per quanto riguarda l'istruzione, dove ci ritroveremo ordinamenti scolastici differenti da regione a regione. Questo creerà una disparità di trattamento, perché assisteremo a migrazioni di insegnanti e di studenti verso situazioni più favorevoli. Da qualunque punto la si tocchi, comunque presenta delle criticità evidenti. La sanità è uno degli esempi più eclatanti, e lo abbiamo visto durante il periodo pandemico, dove la risposta delle varie regioni è stata differente e ha dato anche dati differenti anche in termini di vittime, e questo proprio evidenzia quelle che sono le criticità di una distinzione tra una regione e l'altra. Ma voglio arrivare alla nostra regione, perché quando si parla di autonomia differenziata la si vede come qualcosa di distante, come qualcosa che non toccherà la nostra regione, una regione autonoma e speciale che fonda proprio la propria autonomia e la propria specialità su ragioni linguistiche, perché tutela delle minoranze linguistiche. Nella nostra regione sono riconosciute 4 lingue: il friulano, il tedesco, lo sloveno e l'italiano. Inoltre, per ragioni geografiche date dalle questioni con Trieste e con la vicina Jugoslavia, o ancora anche dalle questioni economiche, perché in un dato momento la nostra regione aveva dei problemi economici proprio per il fatto di trovarsi dislocata rispetto alle altre, quindi non in una posizione favorevole. Questa legge porterà al riconoscimento di competenze ulteriori anche alle altre regioni a statuto ordinario, quindi indebolendo la nostra specialità, e questo è una cosa che non finiremo mai di dirla, perché di fatto le regioni ordinarie diventeranno speciali e la nostra invece, che è speciale per le ragioni che vi ho elencato, finirà invece per essere ordinaria. Ci siamo trovati di fronte anche a delle dichiarazioni abbastanza equivoche da parte della nostra classe politica, perché il nostro presidente, il presidente Fedriga, ha detto che giocherà a Roma a rialzo, ma io non credo che bisogna giocare a rialzo sulla pelle dei cittadini. E abbiamo una classe politica che paradossalmente dice una cosa, ne fa un'altra, perché io mi sono trovata a partecipare ad una trasmissione televisiva a ridosso dell'adozione della bocciatura qui in regione della legge sul fine vita, dove la collega della Lega mi diceva: non abbiamo espresso voto contrario perché non si poteva determinare una regolamentazione differente rispetto alle altre regioni. E questo è il paradosso, c'è da chi vuole l'autonomia differenziata, ma o ancora nello scorso consiglio un collega sempre della Lega presentava una mozione per rafforzare il nostro statuto, il che può essere anche legittimo, con la spiegazione che l'autonomia differenziata avrebbe annacquato la nostra specialità. Quindi per loro stessa ammissione avrà delle ripercussioni anche sulla nostra regione.
Fortunatamente a questo stato di cose è intervenuta la sentenza della consulta che non ha dichiarato illegittima l'intera legge, però ha dichiarato illegittimi 7 profili che di fatto hanno svuotato il contenuto della stessa legge Calderoli. Infatti se oggi parliamo di legge sull'autonomia differenziata non potremmo immaginarla così come l'hanno pensata i leghisti. E me la sono letta e ho trovato importante anche un profilo che riguarda proprio la nostra regione a statuto speciale, perché in una parte di questa sentenza viene detto che i principi previsti nella legge 86 non possono essere applicati alle regioni a statuto speciale perché in esse vigono i regolamenti di riferimento. Questo proprio a dire che comunque la legge Calderoli sulle regioni a statuto speciale non troverà applicazione. Ora il passaggio successivo è il Parlamento, quindi spetta al Parlamento nell'esercizio della propria discrezionalità colmare i vuoti derivanti proprio dall'accoglimento di alcune questioni sollevate appunto dalla consulta. Lo dovranno fare tenendo conto e tenendo ben salti 2 principi fondamentali che sono quello dell'unità e della sussidiarietà e della solidarietà tra le regioni. Quindi noi ci auspichiamo che venga fatto un lavoro per i cittadini, perché la sensazione che abbiamo avuto sin dall'inizio è che abbiamo pagato lo scotto dell'equilibrio di questo governo. Da una parte c'era la Lega che doveva avere il contentino dell'autonomia differenziata, dall'altra c'erano Fratelli d'Italia sul premierato, dall'altra ancora c'era Forza Italia che doveva invece avere la riforma della giustizia. Quindi riteniamo becero questo modo di fare. Siamo soddisfatti, ecco, dell'intervento della Corte Costituzionale che ha di fatto demolito l'impianto della legge Calderoli e riteniamo che bisogna fare informazione perché è l'unico modo per rendere proprio partecipi i cittadini rispetto a un disegno di legge che avrà delle ricadute importanti non soltanto sui propri territori ma anche sulle proprie vite. Grazie. Passiamo quindi la parola al nostro ospite d'onore, l'avvocato Gurrieri, che ci ha raggiunto da Vittoria e che fa parte del movimento e che ci introdurrà la tematica come lui la conosce, che è sicuramente meglio di come la conosciamo noi. Grazie. Bene, grazie a voi tutti. Per me è un piacere essere qui a Trieste, ritorno a Trieste, sono venuto qui da avvocato, diciamo, in tante occasioni negli anni scorsi, però adesso ritorno e sono, diciamo, in famiglia perché, come hai detto, faccio parte del movimento e questo libro non sarebbe mai nato se non fosse nato ai banchetti dei tavoli referendari l'estate scorsa, a seguito delle tante domande che mi venivano rivolte alle quali, confesso, ero incapace di rispondere. E quindi molto spesso gli approfondimenti nascono dalla curiosità e la curiosità dal riconoscimento della propria ignoranza. E questo però aiuta a migliorarsi, a capire di più e soprattutto a rendere comprensibile, come spero di poter fare e di stare facendo, comprensibile a tanti cittadini una tematica che è molto complessa, perché quando si parla di autonomia differenziata incontriamo subito la complessità di un tema che attraversa molte questioni di ordine giuridico, economico, costituzionale, sociologico e anche politologico, e quindi è veramente molto difficile farsi un'idea piena. Ringrazio Raffaela che ha detto dell'incontro a Roma alla Costituente, ma devo ringraziare veramente il movimento perché ho avuto l'opportunità di avere una prefazione d'eccellenza, quella di Federico Cafiero del Rao,
ma anche insomma di poter presentare questo libro a cura del movimento, su iniziativa del movimento alla Camera dei Deputati, 10 giorni fa anche al Senato, su iniziativa del gruppo dei senatori del PD, perché il tema interessa a tutti, e insomma di poter fare tante presentazioni. Questa mi ero impegnato, non posso diciamo girare l'Italia, però qui mi ero impegnato e sono venuto con tanto piacere, anche perché Trieste è una delle città più belle, che gode tra l'altro, che ha la piazza Unità d'Italia, che per me è la più bella d'Italia, e quindi sono felice veramente di essere qui. Al netto delle cose che sono state dette, direi che la legge 86 del 2024, con la sentenza 192 della Corte Costituzionale, è stata giuridicamente e politicamente demolita. Quella che era stata presentata come una riforma chiave strutturale del regionalismo italiano è stata smascherata per ciò che era: un disegno eversivo dell'ordine costituzionale, un tentativo di alterare gli equilibri della nostra democrazia, facendo venire meno i principi su cui essa si fonda, quello che è stato adesso richiamato da Rosaria, e cioè quello fissato dall'articolo 5, l'unità e indivisibilità del Paese, della Repubblica, ma anche il principio solidaristico, così come è stato detto anche da Elena, il fatto cioè che nessun cittadino può rimanere indietro, può essere fatto rimanere indietro, nessun territorio può essere lasciato solo, nessuna parte d'Italia può essere consegnata alla legge del più forte, in una Repubblica che professa che tutti siamo uguali di fronte alla legge e che abbiamo gli stessi diritti, ed è sul popolo che si fonda la sovranità popolare. E io credo che questo non riguardi una questione, diciamo, giusto quello che è stato detto, ma non riguarda una questione nord-sud, riguarda semmai una questione delle tante periferie italiane, perché le zone povere, le zone depresse, le zone con condizioni di vita che non sono uguali o rispondenti alle altre, ci sono anche al nord, ci sono al centro del paese. E poi c'è ovviamente anche il sud, con i suoi ritardi atavici, con i suoi divari non colmati, e insomma con tutto quello che conosciamo. Detto questo, vorrei mettere in comune 3 cose a cui tengo molto. Questo libro porta la mia firma, può apparire un'opera individuale, ma in realtà non lo è del tutto. Non lo è perché, come dicevo prima di iniziare, è stato concepito, pensato, scritto in mezzo ai banchetti referendari dell'estate scorsa, che la nostra comunità politica, il Movimento 5 Stelle, ma anche il PD, la CGIL, tanti altri soggetti, hanno messo su, nel tentativo di dare una risposta e di interpellare i cittadini perché dessero una risposta di fronte a quello che ho definito un disegno eversivo. E anche se il referendum non si terrà, ma si badi bene, non si terrà perché abbiamo stravinto senza la necessità di tempi supplementari, e allora quella fatica, quel lavoro condotto insieme a tanti rimane. E pensavo a questi giorni che qualcuno dice, un deputato di Fratelli d'Italia che è stato condannato e che se la prende in questi giorni con la giustizia, mi pare del Mastro, dice ci sarà pure un giudice a Berlino. Quel giudice, la Corte Costituzionale, intanto lo abbiamo trovato noi, e io sono felice, ultra felice di questa sentenza, che è una delle sentenze più ricche e più importanti che siano mai state scritte, non solo negli ultimi 30-40 anni, dalla Corte Costituzionale, e che l'abbia anche scritta un giudice siciliano,
come me, Giovanni Pitruzzella, che io tra l'altro ho la fortuna e l'onore di conoscere da tanti anni, e che, e qui devo dire, che bello, Mattarella lo ha nominato giudice della Corte Costituzionale appena 3-4 mesi fa, e probabilmente neppure sapeva che il presidente ormai emerito della Corte, Augusto Barbera, gli desse l'incarico di fare da relatore e da estensore di questa sentenza. Una sentenza che è straordinaria. Quindi condivido i diritti, il copyright, diciamo, di quest'opera con tutti i miei amici attivisti del Movimento 5 Stelle nella mia città, nella mia regione e in ogni parte d'Italia, perché senza quel lavoro che noi abbiamo lanciato, che Giuseppe Conte ha lanciato, ha raccolto questa sfida, questo libro non sarebbe mai stato scritto. Diciamo, mi sarei dedicato a fare altro in estate, come credo si fa normalmente, cioè si riposa, eccetera. La seconda cosa che voglio mettere in comune con voi è che quando quell'estate, l'estate scorsa, stavo per finire di scrivere questo libro, il titolo che mi frullava in testa era un altro: autonomia differenziata o secessione mascherata. Perché la verità è che non ho mai creduto che da parte della Lega ci fosse stata, non dico una abiura, ma un abbandono definitivo, anche solo la presa di distanze da certe parole d'ordine e da certi slogan. Non a caso, ad inizio del libro, come dicevo prima, ho citato Leopoldo Elia. Leopoldo Elia, che è stato presidente per tanti anni della Corte Costituzionale, che è stato anche un deputato di questa Repubblica. E io sono riuscito a trovare una sua affermazione che è veramente molto significativa, anche se non viene citata perché non la si conosce, sono passati tanti anni. Quando fu approvata la riforma del titolo quinto, il professore Elia fu interpellato dalla Camera dei Deputati e in particolare dalla prima commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati. Era il 23 ottobre del 2001, sono passati 24 anni, ma la riforma del titolo quinto era stata approvata da poche settimane prima. Leopoldo Elia disse, e vi voglio leggere alcuni stralci perché veramente ci sono delle cose che sembrano delle premonizioni. Disse: se si realizza una ipotesi di revisione costituzionale nel momento in cui si apre una strada che può dare alle regioni poteri di cui non conosciamo la portata, non è possibile procedere senza le garanzie dell'articolo 138 della Costituzione, che è quell'articolo che dice che la via maestra per mutare le norme che incidono sulla Costituzione è quella della revisione costituzionale e della procedura aggravata, non di una legge ordinaria come la 86-2024. Io ritengo, dice, che questo sia un problema molto grave e fa la storia della bicamerale presieduta all'epoca da Massimo D'Alema con il suo sogno che era un'illusione, cioè che per questa via, appropriandosi di alcuni temi cari alla Lega di Umberto Bossi, si potesse in qualche modo mettere in sordina quella che sembrava una avanzata incontrastata in quegli anni della stessa Lega. E poi disse Leopoldo Elia: mi rendo conto che c'è una forte spinta, specialmente in quello che scherzosamente chiamo lo Stato di Milano. Anche qui c'è un po' lo Stato di Milano, lo dico in termini più o meno scherzosi. Quindi questo è un punto, si riferiva proprio al 163,3 della Costituzione, quello da cui è nata l'autonomia differenziata Calderoli. È un punto che secondo me va meditato seriamente, perché altrimenti questo regionalismo rischia di essere sì asimmetrico, ma a danno della Costituzione. Tutto ciò impone cautela, impone una grande cautela. Uno dei padri, diciamo, della nostra Costituzione, dei giuristi più prestigiosi di ogni tempo per l'Italia, segnalò
il problema rappresentato dalla riforma del titolo V e dall'articolo 163 della Costituzione. Tutto ciò, disse, impone cautela. Questo per dire che vi è una storia complessiva di questa Repubblica, che è una matassa complicata. E voi vedete, diceva proprio Giuseppe Conte 10 giorni fa, quando chiuse, e io lo ringrazio per questo, concluse ospite dei senatori del Partito Democratico la presentazione al Senato di questo libro, disse pericolo scampato, cominciò così il suo intervento Giuseppe, e poi disse però qui si gioca con altre riforme importanti, anche qui riforme che intercettano gravemente, che mettono in discussione il nostro ordinamento, la Repubblica come l'abbiamo conosciuta, la prima, quella della riforma della giustizia, ed è inutile, conosciamo bene quello che sta facendo, sta cercando di fare la destra su questo punto, e ovviamente poi l'altra, quello che è il sogno proibito di Giorgia Meloni, e cioè quello del premierato. Queste tre riforme si tengono, sono quello che non dovrebbero mai essere le riforme, non dovrebbero mai essere oggetto di scambio o di baratto tra partner politici, eppure se ci pensate l'autonomia differenziata è stata una concessione alla Lega, la riforma della giustizia a Forza Italia, e il premierato è invece il sogno da sempre della destra più destra di tutte, che oggi si chiama Fratelli d'Italia. Dico che la destra sta rivelando il suo vero volto perché io, andando a studiare un po' tutte le problematiche, le origini storiche, politiche dell'autonomia differenziata, sono andato veramente molto indietro, addirittura agli anni preunitari, quando ancora non c'era l'Italia, non c'era la Costituzione, e poi sono andato agli anni della Costituente. E vi devo dire che sui temi dell'unità e della indivisibilità del Paese, tutte le parti politiche, da Togliatti fino alla destra monarchica, non mettevano mai in discussione che l'Italia dovesse rimanere un unicum, che dovesse rimanere unita, e che il Mezzogiorno o le zone più povere dovessero essere aiutate, e poi avremo l'articolo 119 della Costituzione, avremo il principio solidaristico, dovessero essere aiutate a non rimanere indietro, perché si sapeva bene che le spinte separatiste da un lato oppure le marginalità dei territori dall'altro avrebbero potuto significare ed costituire un ostacolo vero alla tenuta di un paese che era stato fortemente segnato dagli anni del fascismo. Ho cominciato a scrivere questo libro, terzo elemento che voglio evidenziare, riportando una corposa citazione di Giorgia Meloni. E così ho fatto per questo. Adesso sto scrivendo la prosecuzione, perché questo libro si ferma al momento in cui avevamo depositato 1.300.000 firme per il referendum, però poi sono successe tante cose dopo, no? E allora sto scrivendo la prosecuzione. Sono partito dalla citazione di Giorgia Meloni. Sono stati loro, diceva all'indomani dell'approvazione della legge Porcata bis, poi sapete bene che Calderoli non è nuovo alle leggi porcate, ne ha fatto la prima con il Porcellum, così definito dal politologo più diciamo più riconosciuto d'Italia, Giovanni Sartori, che all'indomani della sua legge elettorale disse questo è il Porcellum, quindi io la chiamo Porcata bis. Ecco, di un ministro che ha concesso una replica che non avevamo richiesto.
a mettere l'autonomia differenziata nel titolo quinto con Giuliano Amato. Sono stati anche loro, diceva Giorgia Meloni, PD e Movimento 5 Stelle, a parlarne diffusamente, ad inserirla nell'agenda dei loro governi. In realtà le bugie hanno le gambe corte. Il fine di questo libro è stato dimostrare che è vero che dei precedenti governi, quello di Gentiloni e poi anche e soprattutto i due governi di Giuseppe Conte, e in particolare quello giallo-rosso, si erano interessati di autonomia differenziata, ma costruendo un progetto e con delle formulazioni che assolutamente non sarebbero incorse negli strali della Corte Costituzionale. Quindi il problema, almeno a mio giudizio, non è l'articolo 116,3, che è una norma sicuramente di cui non si sentiva il bisogno, ma che tuttavia non è la radice del male. La radice del male è l'uso incostituzionale che di questa norma è stato fatto. Tant'è vero appunto che i governi del Movimento 5 Stelle, in particolare con il ministro Boccia, Dem, avevano provato a trovare una strada che non sarebbe stata colpita dagli strali della Corte. Io ho dedicato una parte di questo libro a quei tentativi e l'ho definita un'autonomia costituzionale. Quindi questo per dire che le vacche non sono tutte nere. Sappiamo invece quello che è accaduto che la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni e poi con sentenza 10 del 2025 ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge come risultante a seguito della sentenza 192 del 2024. Il punto, dice la sentenza, l'ultima che ha dichiarato inammissibile il referendum, dichiarato inammissibile, ripeto, non è una sconfitta, ma una vittoria del fronte referendario, dice quella sentenza che il referendum non si può fare perché la legge Calderoli non esiste più. È un morto che cammina, non è stata demolita, dice testualmente la Corte Costituzionale qualche settimana fa, in tutti i suoi punti essenziali. Tuttavia, dalla parte della Lega si insiste in questo. Io vorrei leggervi alcune espressioni che sono state utilizzate, se riesco a trovarle, perché sono tanti appunti che mi porto dietro, ma sono state utilizzate in un congresso della Lega, dove in pratica si disse chiaramente, non riesco a trovarle quindi vi dico il senso, si disse chiaramente dopo la sentenza eccole qua, sì perfetto, l'autonomia differenziata e il futuro, attenzione, tutto questo dopo la sentenza della Corte Costituzionale. L'autonomia differenziata e il futuro, finalmente le regioni più forti potranno correre senza essere rallentate dal peso delle altre. Nulla rispetto a ciò che venne detto durante il congresso della Lega Lombarda, quando Roberto Calderoli dichiarò testualmente: farò il possibile per portarla a casa, ma l'autonomia non è un regalo che possono darci, è un diritto e i diritti o te li danno o te li vai a prendere. E ogni tanto, sempre sue parole, se c'è bisogno di fare qualche braccio di ferro, dobbiamo essere disposti a farlo. Tanta più forza ci sarà nella Lega, tanta più forza ci sarà nel braccio. Qualcuno a suo tempo ha detto, citando Umberto Bossi, ci ha detto mai mulà, io col cavolo che mollo e vado avanti.
per non parlare di Matteo Salvini, c'è un movimento che mi promette libertà e battaglie, cambiano i tempi, cambia la tattica, non la strategia. Siamo partiti che non c'era la Lega Nord, io sono partito con la Lega Lombarda, l'indipendenza, la secessione, il federalismo fiscale e l'autonomia. A sto giro la portiamo a casa, costi quel che costi, per il bene di tutti. Questo sono il modo con cui si è espressa la Lega e questo è adesso, e quindi vado alle ultime battute, alle battute più recenti, che sono quelle della nostra, di quello che dobbiamo fare adesso. Perché adesso, dopo la sentenza di incostituzionalità per 7 punti di interpretazione adeguatrice, e cioè che ha letteralmente smontato la legge Calderoli, è chiaro che, dice la Corte, si ritorna in Parlamento. E allora come si ritorna in Parlamento? Per fare cosa si ritorna in Parlamento? Intanto la destra non intende ritornare in Parlamento, dobbiamo prendere atto di questo. La destra ritiene che l'interpretazione della Corte sia una sorta di interpretazione di una legge che rimarrebbe autoapplicativa o self-accepting, per utilizzare una terminologia anglosassone. Cioè la legge potrebbe continuare ad operare secondo l'interpretazione che è stata fornita. Tant'è vero che non esiste, se voi vedete, nessun disegno di legge di riforma della legge 86-2024 da parte della destra. Calderoli sta continuando a negoziare con le regioni le intese. Cosa fa da questo punto di vista e cosa devono fare i progressisti? Io credo che i progressisti, quando parlo di progressisti non parlo solo del movimento, ma di tutti quelli che hanno condotto questa battaglia, possano avere 2 obiettivi diversi. Un obiettivo radicale che potrebbe essere quello di andare con una riforma ex articolo 138 della Costituzione, quindi revisione costituzionale, andare quantomeno a chiarire quel comma 3 dell'articolo 163 che è generico e che ha dato adito anche a tanti problemi, ed è la posizione di alcune delle associazioni, forse anche della CGIL, dobbiamo capire meglio. Questa è una questione radicale, ma bisognerebbe anche cercare di trovare le intese, questa volta pronunciate in senso positivo, l'intesa per poter portare al Parlamento un disegno di legge di riforma che sia profondamente costituzionale, profondamente, cioè in linea con ciò che la Corte Costituzionale ha voluto dire. E voi sapete che ci sono, guardate, delle cose straordinarie nell'intervento della Corte Costituzionale, che è un intervento incredibile. Parliamo di una sentenza di 104 pagine che per mia sfortuna fu depositata il giorno che stavo andando alla Camera dei Deputati in treno per discutere di questa legge, e improvvisamente depositarono la sentenza che mi dovetti leggere, ovviamente in treno, o meglio, leggere per come si poteva leggere una sentenza complicatissima di 104 pagine. Però guardate, ci sono delle cose che sono eccezionali, e che fanno veramente anche, c'è la pelle d'oca che addirittura possono suscitare, perché sono straordinari. Guardate quello che si dice. Vi leggo qualche rigo di questo e poi così. La Corte Costituzionale parla dell'articolo, parla dell'unità del Paese, poi parla del regionalismo, autonomia legislativa, amministrativa, finanziaria degli enti locali. La Costituzione riconosce e promuove le autonomie locali, l'autonomia, il decentramento, riconosce anche alcune regioni, tra cui questa,
Friuli Venezia Giulia come a statuto speciale, non è che è una concessione che è stata fatta al Friuli Venezia Giulia, perché nell'ordito, nel disegno dei costituenti c'era l'idea che proprio le regioni che si trovassero come il Friuli Venezia Giulia, come la Sardegna, come la Val d'Aosta, ma poi anche la Sicilia, no? Che si trovassero, il Trentino, che si trovassero in zone di confine, che avessero avuto vicende storiche particolari, a quelle regioni doveva essere attribuita una specialità, no? Che è la specialità che è venuta meno, che hanno fatto venir meno con questa legge, costringendo le regioni ad autonomia speciale a dovere quasi inseguire quelle a statuto ordinario. Il Friuli Venezia Giulia, come la Sicilia, sono state colpite da questa legge, lo dicono i costituzionalisti, e non a caso la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 11,2 della legge, dicendo che non è possibile che le regioni speciali che i padri costituenti, a cui i padri costituenti hanno affidato per ragioni specifiche una specialità, debbano poi inseguire le regioni a statuto ordinario differenziante, per cui nel momento in cui le regioni a statuto ordinario con il governo ottengono delle condizioni particolari di autonomia, quelle speciali, il contentino che si dà è: potete farlo anche voi, potete quasi ottenerle anche voi. No, loro si governano con la revisione statutaria, no? Che è legge costituzionale. Comunque, dicevo, quindi le regioni speciali, si badi, sono discriminate. Io 3 mesi fa circa sono intervenuto a un convegno nazionale dei magistrati tributari che mi hanno chiesto di dare un contributo su quali fossero i profili di gravità di discriminazione per le 5 regioni ad autonomia speciale, e l'ho spiegato ampiamente. Adesso non lo faccio perché ci porterebbe lontani, ma sono tanti. E a parte la considerazione di partenza che ho detto, ce n'è un'altra, e cioè qui si rischia un affastellamento di norme legislative al punto in cui non si sappia bene in cosa poi consista la specialità per queste 5 regioni, perché ci sarebbero tutta una serie di norme che difficilmente potrebbero intersecarsi tra di loro. Questo è un problema per il regionalismo della legge di autonomia differenziata. Prendete il caso delle grandi reti di collegamento, ma non solo, sono tanti casi, 5 grandi materie che infatti la Corte Costituzionale dice astrattamente, perché non poteva far altro con quell'articolo costituzionale, astrattamente potrebbero anche formare oggetto di devoluzione, ma concretamente devi dare una motivazione talmente convincente, dopo una istruttoria rigorosa, una motivazione talmente stretta che difficilmente potrai darla, dice sostanzialmente al legislatore. Ma poi le considerazioni. La Costituzione dice, e concludo proprio riportandovi queste: la Costituzione definisce la Repubblica come una e indivisibile. L'unità e indivisibilità della Repubblica si fondano sul riconoscimento dell'unità del popolo, a cui l'articolo 1, secondo comma, attribuisce la titolarità della sovranità. La Costituzione riconosce il pluralismo politico, religioso, culturale, della sfera economica, del piano istituzionale. Ma questo pluralismo, guardate che bello, non porta alla evaporazione della nozione unitaria di popolo. La nostra democrazia costituzionale, continuano i giudici, si basa sulla compresenza e sulla dialettica di pluralismo e unità, che può essere mantenuta solamente se le molteplici formazioni politiche e sociali e le singole persone in cui si articola il popolo come molteplicità convergono su un nucleo di valori condivisi che fanno dell'Italia una comunità politica con una sua identità collettiva. In essa confluiscono la storia e l'appartenenza ad una comune civiltà che si rispecchiano nei principi fondamentali della Costituzione,
A tutto ciò si riferisce la stessa Costituzione quando richiama il concetto di nazione, che non è il concetto richiamato dal Presidente del Consiglio. Il popolo e la nazione sono unità non frammentabili. Esiste una sola nazione come vi è solamente un popolo italiano, senza che siano in alcun modo configurabili dei popoli regionali che siano titolari di una porzione di sovranità. L'unità del popolo e della nazione postula l'unicità della rappresentanza politica nazionale. Sul piano istituzionale, questa stessa rappresentanza e la cura delle esigenze unitarie sono affidate esclusivamente al Parlamento e in nessun caso possono essere riferite ai consigli regionali. E continua, motivo per cui la Corte va a dichiarare incostituzionali altre disposizioni, come quelle, per esempio, a proposito dell'aggiornamento dei LEP, su cui sarebbe tutto un capitolo da scrivere, ma ovviamente non possiamo farlo adesso. Ma l'aggiornamento dei LEP, secondo Calderoli, era delegato sostanzialmente a un atto presidenziale, un DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri. Mentre i LEP venivano a essere determinati, e sappiamo che i LEP sono importanti, no? Venivano ad essere determinati sulla base di un decreto legislativo che però, con una disposizione anch'essa dichiarata incostituzionale, perché questo decreto legislativo non precisava, facendo riferimento ad una legge, mi pare la 197 qualche anno prima, non precisava i criteri, per cui il governo rimaneva sostanzialmente libero di fare quello che voleva. Allora, per concludere, ci sarà ancora, Giuseppe Conte ritiene che la questione sia ormai morta e sepolta. Io vorrei condividere questo ottimismo, naturalmente lui ha strumenti molto, molto più aggiornati e sicuri dei miei, ma diciamo sono portato a diffidare di questa destra. Sono portato a diffidare di questa destra che a mio modo di vedere non si è arresa né dal punto di vista dell'autonomia differenziata e nemmeno dal punto di vista del premierato. Quindi una cosa in conclusione vorrei dire, che da tutte le sedi in cui si discute bisogna che si lanci un messaggio chiaro. Non possiamo permettere che si giochi a danno della Costituzione, non possiamo permettere che si realizzi un progetto divisivo. Ed è allora necessario che tutti noi, rappresentanti di movimenti, forze politiche, sociali, sindacali, la stessa Chiesa che è intervenuta fortemente a contrastare questo disegno, si rimanga uniti in un fronte comune, superando ogni divisione. Questa è la più grande sfida, perché i progressisti molto spesso sono riusciti a dividersi e la divisione non giova ad alcune battaglie. E sapendo che c'è un bene da difendere, cioè il Paese, nella sua unità, e che la solidarietà tra i territori non è un'opzione, ma è la ragione suprema, il cuore della nostra democrazia. La nostra forza deve essere allora l'unità e la missione, la difesa della Costituzione, che non è qualcosa di immobile né di scontato, ma un bene da conquistarci ogni giorno. La Costituzione, diceva Piero Calamandrei, non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione vive nelle nostre azioni e nella nostra determinazione a difenderla. Ecco, e allora anche da qui deve partire un movimento che dica a gran voce no all'autonomia differenziata e sì a un'Italia democratica, unita e solidale. Grazie. Intanto ringrazio per questa illustrazione così appassionata e così intensa. Ne approfitto per ringraziare la professoressa Raffaella Cefalo che l'ha portato qui e ho un annuncio spiacevole da fare.
l'onorevole Patuanelli, che doveva essere qui con noi, è stato trattenuto a Roma e non è riuscito a prendere l'aereo in tempo, per cui non sarà presente oggi qui con noi. E detto questo, passo la parola all'amico Dovenna per l'intervento della nostra sezione locale per la difesa della Costituzione, a cui tutti siamo molto affezionati. Vi perdono. Cosa hai detto? Per le dirette su Facebook. Quindi siamo affezionati al CDC e questo mi fa molto piacere, come siamo affezionati alla Costituzione. Io ho un po' il compito di vedere con una lente di ingrandimento un po' più specifica quello che è avvenuto negli ultimi 2 anni su questo argomento, che è tanta roba. Io da diverso tempo faccio un po' da collegamento tra il Comitato a difesa della Costituzione di Trieste e i comitati contro qualunque autonomia differenziata che sono sorti negli ultimi 6-7 anni in ogni parte d'Italia. E quindi il CDC di Trieste ha sempre osservato con molta attenzione, molto da vicino, lo svolgersi di questa lotta che va a contrastare questa sciagurata riforma costituzionale che è stata fatta oltre 20 anni fa e gli sviluppi che si sono poi affastellati con un crescendo di imposizione e di rapidità negli ultimi 6-7 anni. Da ultimo, proprio dopo che la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il referendum abrogativo, questa collaborazione è diventata ancora più stringente, in quanto c'è una sorta di percorso di lotta che prosegue contro l'autonomia differenziata nonostante la bocciatura sull'ammissibilità del referendum. E in questo contesto i comitati si sono dati tutta una serie di temi da approfondire e di gruppi di lavoro in cui il Comitato a difesa della Costituzione di Trieste è pienamente presente e operante. Quindi rivolgo anche un appello a ciascuna e a ciascuno di voi: se volete darci una mano potete scrivere a noaogniad, tutto attaccato, @gmail.com, chiedendo di partecipare a questi gruppi di lavoro. E per chi fosse particolarmente digiuno dall'inizio del tema dell'autonomia differenziata, consiglio uno strumento molto fruibile, molto preciso, importante, con cui l'associazione Carte in Regola è andata a interrogare esperti su ogni materia passibile di autonomia differenziata. E quindi ognuno di queste persone, con un'intervista di 15 minuti, 20 minuti al massimo, racconta i guasti che il passaggio di queste materie alle regioni, totale alle regioni, competenza legislativa assoluta, porterebbe a tutte le cittadine e tutti i cittadini italiani. È stato già segnalato come noi qui parliamo essenzialmente di Costituzione della Repubblica, quella del 48, quella che ci guida o che meglio avrebbe dovuto guidare la politica in tutti questi 80 anni. Purtroppo non è stato così, se non per stagioni un po' troppo brevi. E questo perché tutte le grandi riforme che ci sono state negli ultimi 20 anni vanno a toccare i diritti costituzionali, quelli definiti inalienabili, fondamentali, e che riguardano tutti, uomini, donne, ricchi e poveri, ma sappiamo che la Costituzione parla soprattutto ai poveri, e vanno a parlare anche a quelli che non sono cittadini, per certi versi. Va a parlare anche a costoro, quelli che vengono definiti stranieri. Tutte queste riforme sono certamente quella dell'autonomia differenziata, e poi cercheremo di vedere brevissimamente perché noi lo definiamo il sommo contenitore di tutto. Ma parliamo anche di tutti gli altri argomenti, di tutti gli altri terreni su cui questo governo si sta muovendo con velocità alterna e non del tutto coordinata, come per esempio la riforma della giustizia,
la riforma costituzionale che vorrebbe accrescere i poteri del Presidente del Consiglio. Poi pensiamo anche a tutte le riforme delle leggi elettorali che ci sono state negli ultimi 20 anni. Noi abbiamo avuto negli ultimi 20 anni 3 leggi elettorali diverse, 2 sono state applicate, una non è stata applicata perché prima di essere applicata è stata colpita dalla censura parziale della Corte Costituzionale. Quindi questo è un po' il terreno e i motivi per cui le associazioni che difendono la Costituzione, ma credo finalmente anche tutto l'arco delle forze di centro-sinistra, sempre di più devono trovarsi a proprio agio in quello che è il percorso della via maestra. La via maestra è quel percorso che 2 anni fa la CGIL, con una grande intuizione politica, a nostro avviso, ha avviato per richiamare il pensiero e l'azione della politica appunto alla via maestra, quella del profilo di Repubblica che la Costituzione del 48 ha voluto disegnare. E per fare questo ha riunito intorno a sé un centinaio circa di soggetti tra associazioni, partiti e comitati vari. Torniamo a bomba sull'autonomia differenziata. Perché dicevo la somma di tutto? Perché va a toccare tutto quello che c'è di importante nella Costituzione, però va a toccarlo per toglierlo di mezzo o per ridurlo a un ruolo marginale. Pensiamo solo appunto al principio dell'unità della Repubblica, pensiamo al principio della cooperazione tra regioni, della cooperazione solidale tra Stato e gli enti locali, regioni, province dove ci sono e comuni. Perché diciamo che tutto è dentro l'autonomia differenziata? Perché c'è il diritto alla salute, non semplicemente come assenza di malattia. C'è la scuola e l'università, che sono la palestra di una cittadinanza consapevole e inclusiva. C'è la ricerca scientifica, che è un bene pubblico irrinunciabile. Ci sono quelli che sono stati definiti, penso a tutto il lavoro fatto da Stefano Rodotà e da tanti altri giuristi e politici del passato, della sinistra del passato, i beni comuni, come possono essere considerati le grandi reti di trasporto, le infrastrutture, i porti, gli aeroporti. Quindi tutto questo sta dentro l'autonomia differenziata. E qua ci sono tutte le ragioni della nostra lotta, che è iniziata 7 anni fa, quando il governo Gentiloni, con una scelta, chiamiamola avventata, improvvida, aveva già le valigie fuori dalla porta di Palazzo Chigi, perché pochi giorni dopo ci sarebbero state le elezioni politiche del 4 marzo, e ha avuto la felice pensata di sottoscrivere delle preintese che avevano chiesto di accedere alle forme di autonomia differenziata. Le 3 regioni più ricche del paese in termini di prodotto interno lordo e di reddito pro capite. Ed è in definitiva su tutte queste ragioni, io credo, e qua sono in sintonia, direi quasi totale, con chi mi ha preceduto, è proprio su queste ragioni che la Corte Costituzionale è intervenuta con una sentenza fondamentale che ha destrutturato la legge Calderoli. La legge Calderoli brevemente è una legge procedurale, diciamo così, non era necessaria. Cioè le intese potevano e possono tuttora essere fatte anche in assenza di una legge di questo tipo, ma diciamo costituiva uno strumento opportuno per disciplinare i modi, i tempi dell'approvazione delle intese tra lo Stato e le regioni per il passaggio delle materie. Dicevo, la Corte Costituzionale è intervenuta per giudicare la conformità a Costituzione di questa legge su ricorso a 4 regioni, la Toscana, la Campania, la Puglia e la Sardegna. E che ci dice? Ci dice che, come giustamente ha ricordato chi mi ha preceduto, ci dice che non è tutta la legge a essere anticostituzionale, ma lo è
in alcune parti qualificanti importanti. I punti sono tantissimi, io per ragioni di tempo vorrei ricordarne solo qualcuno, perché sono proprio quei punti che il movimento contro l'autonomia differenziata ha sempre indicato come criticità forti di questo progetto. Secondo la Corte, la legge Calderoli non tiene conto della forma dello Stato repubblicano che ha l'Italia oggi e dei principi fondamentali della Costituzione che riconoscono sì il ruolo delle regioni e la possibilità di acquisire forme accentuate di autonomia, ma devono farlo sempre tenendo presente il principio dell'unità nazionale, di corretta e leale cooperazione tra poteri dislocati in luoghi diversi, Stato, regioni, province e comuni, e affinché tutti i cittadini, ovunque risiedano, godano di uguali diritti, nonché dell'equilibrio di bilancio. Perché? Perché una delle questioni importanti, uno dei due corni del problema è quello dei soldi. L'autonomia differenziata è un grosso affare per loro, per i presidenti delle regioni, di potere e di soldi. E quindi è importante che la Corte Costituzionale, proprio in premessa di questa pronuncia di novembre, sia intervenuta a precisare questo aspetto. Le forme particolari di autonomia non devono servire a trasferire ampi spazi di potere dal centro alle regioni. Devono servire, nell'ambito della corretta cooperazione tra Stato e regioni, ad assicurare migliori servizi per i cittadini, in base al principio della sussidiarietà. Sussidiarietà significa che questi soggetti devono rapportarsi in maniera leale per far sì che i cittadini in tutto il territorio nazionale abbiano gli stessi diritti e la stessa qualità e quantità di servizi. Quindi o Stato o Regione deve intervenire per assicurare questi servizi e questo è molto importante perché sfata quel luogo comune che voleva che le regioni di per sé, per definizione, fossero più efficienti e più adeguate ad assicurare questi servizi. In più, importantissimo, non si possono trasferire intere materie. E dice la Corte Costituzionale, l'articolo 116 e 117 della Costituzione che parlano di questo, cioè delle materie che sono trasferibili, sono 23 in tutto, non vanno lette in maniera letterale. Questi due articoli non vanno letti in maniera letterale, ma vanno interpretati con un senso orientativo rispetto a quello che è lo spirito della Costituzione, che non può consentire che lo Stato perda delle prerogative, le sue prerogative, su intere materie, perché significa che lo Stato non esiste più, non ha più la possibilità di fare politiche pubbliche che, appunto, servano ad assicurare i diritti uguali a tutti i cittadini, indipendentemente da dove risiedono. Quindi si parla solo di funzioni all'interno delle materie. Si è calcolato che in queste 23 materie, a queste 23 materie corrispondono circa 500 funzioni. Vado rapidamente a concludere, anche perché sono aspetti che già sono stati citati. La Corte, in maniera molto incisiva, interviene nel rapporto tra governo e Parlamento nell'approvazione delle intese. Calderoli ha sostanzialmente estromesso il Parlamento da questo processo. La Corte dice che questo non può esistere, il Parlamento non può essere espropriato delle sue prerogative costituzionali, sia per quanto riguarda la definizione dei LEP, sia per quanto riguarda il giudizio definitivo che deve dare sulle leggi che approvano le intese tra Stato e Regioni. Calderoli voleva far sì che ci fosse un prendere o lasciare, cioè il Parlamento poteva dire o sì o no. Non poteva intervenire a cambiare il testo della legge che approvava l'intesa. Giustamente la Corte Costituzionale cassa questo aspetto molto rilevante della legge Calderoli. E ancora una volta, e finisco, interviene sull'aspetto economico, e cioè dice
non vi sognate di poter fare un semplice decreto interministeriale, per esempio Ministro dell'Economia e Ministro delle Autonomie regionali, per poter definire quanta parte delle tasse statali vengono riscosse su un territorio regionale, può questa regione trattenersi per finanziare le materie che gli vengono trasferite. Questo è un discorso che va a incidere profondamente sul bilancio dello Stato, non può non tenersi conto del ciclo economico in cui va a inserirsi questa intesa, cioè come stanno andando le cose a livello nazionale, europeo e globale. E quindi ci sono delle esigenze importanti che vanno valutate ancora una volta nel rapporto diretto tra governo e Parlamento. Quindi non mi sogno minimamente di, come dire, di sottovalutare l'importanza di questa sentenza, che per noi è fondamentale, è sicuramente un'importante vittoria. Però non credo, e qua mi distacco un po', mi distanzio un po' da quanto diceva Piero Gurrieri, non credo che abbiamo vinto, anche se poi, diciamo così, in coda al suo intervento mi ha rincuorato dicendo che non si fida troppo di questa destra. Ecco, io la penso esattamente così, noi la pensiamo esattamente così e cerchiamo di ripeterla in ogni dove, perché noi nel corso degli anni abbiamo creato, dapprima completamente soli, cioè fino a 2 o 3 anni fa a parlare di queste cose c'erano solo i comitati contro l'autonomia differenziata e le associazioni a difesa della Costituzione. Per fortuna nel tempo abbiamo fatto un percorso importante che ha aggregato un sacco di forze e le forze che contano, no? Come la CGIL per esempio e come tutti i partiti dell'arco di centro-sinistra, in una lotta che ha dato i suoi frutti, che ha avuto i suoi frutti nella raccolta di firme di quest'estate, dove in 2 mesi, in piena estate, calura soffocante, abbiamo raccolto 1.300.000 firme solo cartacee, perché noi non avevamo le risorse per poterci pagare le piattaforme per le firme online. Per fortuna in corso d'opera, e questo ha consentito la raccolta delle firme sul referendum sulla cittadinanza, il governo ha messo a disposizione la piattaforma pubblica. Quindi io penso che questo patrimonio grosso, che è costato molta fatica, ve lo posso garantire, ci sono le persone che ci rappresentano a livello nazionale, i nostri portavoce, che in questi anni hanno fatto centinaia di assemblee in giro per l'Italia a titolo volontario con l'autofinanziamento, ecco, diciamo, no? È costato molta fatica, ma i risultati si sono visti quest'estate. E si è visto un altro importante risultato proprio di recente, quando la Regione Emilia-Romagna ha ritirato la sua richiesta di intesa. La Giunta De Pascale, a differenza di quello che non ha voluto fare e avrebbe avuto il tempo di fare Bonaccini quando era ancora Presidente della Regione, ha ascoltato, naturalmente i partiti della sua maggioranza, ma ha ascoltato la cittadinanza che si è mobilitata contro questa richiesta di intese per l'autonomia differenziata con una legge di iniziativa popolare regionale che ha raccolto 6.000 firme. E quindi abbiamo la soddisfazione di vedere come la mobilitazione popolare, non sempre purtroppo, perché poi purtroppo può succedere che la Corte Costituzionale ci boccia il referendum, ma io non credo che si possa definire una vittoria, cioè io ero sotto un treno i giorni immediatamente successivi, ma poi ci siamo rialzati e abbiamo detto non possiamo fare gli orfani del referendum, quindi è importante andare avanti e io spero e ci credo, voglio crederci, che tutte le forze che si sono raccolte insieme per fare questa lotta non si sfilaccino, non cedano a compromessi, perché è indispensabile che noi rendiamo la vita impossibile a questo governo su questo processo, su questo progetto. E credo, ma come dire, avremo ampio spazio per approfondirlo e discutere, credo che il vero problema invece sia l'articolo 116,3,
perché noi ce lo troveremo sempre davanti se non lo togliamo di mezzo. E quindi credo che sia importante, io auspico che possa avvenire, che le forze parlamentari del centro-sinistra si facciano carico direttamente di questo problema, come pure è necessario che approfondiamo e vediamo come si possa riformare il titolo quinto nel suo complesso, perché il problema non è solamente l'autonomia differenziata. Lì c'è stato proprio uno sbracamento di quello che era il centro-sinistra quella volta nei confronti dello spirito leghista che imperversava per l'Italia, fino a immaginare un rapporto di sussidiarietà, che è quello che dicevo prima, del tutto orizzontale, cioè Stato, regioni, province e comuni sono uguali. E questo credo che sia un punto critico che va un attimo, come dire, rivisto. Come pure è stato cancellato il riferimento al mezzogiorno, quindi come se la questione meridionale fosse una questione loro e chi vuol Dio se lo preghi, non una questione nazionale della Repubblica Italiana. Quindi questo è il mio auspicio, ecco, che di fronte a un momento di difficoltà che è stato appunto il non riconoscimento dell'ammissibilità del referendum, non ci sia nessun tipo di marcia indietro, di rompete le righe, ma ci sia la volontà di procedere nella direzione che ormai abbiamo intrapreso da qualche anno tutti insieme. Grazie. Intanto vi ringrazio per la resistenza e la resilienza. E, mi piace fare un commento. Mi ha colpito una cosa detta da Dovena poco fa, in cui quando lui ha detto che Calderoli ha estromesso il Parlamento da una serie di iter a cui era giusto che il Parlamento esprimesse la sua forza, in cui era giusto che il Parlamento esprimesse la sua forza. Ecco, mi preme dire che questa è una cosa che succede a tutti i livelli, in qualsiasi settore, nella politica di oggi, dai parlamentini delle circoscrizioni attraverso i consigli comunali e regionali. La destra che ci amministra quasi dappertutto è arrogante, ignorante, facilona e talvolta rasenta il dolo nel togliere costantemente le garanzie democratiche alle opposizioni, anche in barba ai regolamenti, e lasciandoci disarmati, perché noi siamo spesso sul territorio disarmati, pur avendo tutti i diritti di far valere le nostre posizioni, siamo incapacitati a farlo. Questo è un ragionamento che andrebbe fatto in tutte le regioni a tutti i livelli, perché non credo che la destra del Friuli di Venezia Giulia sia diversa dalla destra del Lazio o della Lombardia. Ringrazio tutti i partecipanti e chiedo se qualcuno del pubblico ha il coraggio di fare qualche domanda. Elena, perdonami, prima che passiamo alle domande, Daniele voleva fare voleva lanciare un messaggio. Ecco, ringrazio ancora il Movimento 5 Stelle di Trieste e del Friuli Venezia Giulia, anche perché mi dà l'opportunità proprio in 20 secondi di fare un appello. Non sappiamo ancora la data, ma ci saranno, in tema di diritti costituzionali, 4 referendum abrogativi sul lavoro, indetti dalla CGIL, ai quali hanno aderito un ampio arco di forze del centro-sinistra, della sinistra più caratterizzata, associazioni, soggetti vari, e quello sulla cittadinanza agli stranieri. È una lotta che si inserisce pienamente nei discorsi, io credo, nei discorsi che abbiamo fatto oggi, perché riguarda la condizione delle lavoratrici, dei lavoratori e dei cittadini che ancora non sono cittadini. Anche perché se vinciamo questo referendum sulla cittadinanza, il dimezzamento degli anni che ci vogliono potrà assicurare l'ottenimento della cittadinanza anche ai figli di questi cittadini.
quindi impegniamoci al massimo per far riuscire questi referendum. È come scalare l'Everest. Sappiamo benissimo che la frequenza elettorale è andata un po' a catafascio negli ultimi anni e a maggior ragione quella per i referendum. Quindi c'è una montagna da scalare, ma noi dobbiamo assolutamente vincere questa battaglia per invertire la tendenza che ha precarizzato e ha sottoposto a ricatto tutto il mondo del lavoro, e soprattutto dobbiamo farlo per l'esercito di giovani ai quali purtroppo abbiamo lasciato questa cattiva eredità, non essendo stati capaci di difendere le conquiste che hanno fatto i nostri genitori. Grazie. Questa battaglia l'abbiamo già fatta e l'abbiamo già vinta. Non dubito che riusciremo a rifarlo anche questa volta. Qualcuno del pubblico se la sente? No? C'è un microfono da qualche parte? Ma parlo forte. Non si sente, grazie. Al dottor Gurrieri domando, siccome prima è sorvolato su un punto che mi ha incuriosito, cioè quali sono in qualche maniera gli ambiti o come dire non riesco a formularla, ma insomma il discorso era, lei ha detto che le regioni ed autonomia perderanno delle capacità, delle questioni, quindi delle specialità, grazie, non mi viene la parola, quindi volevo chiederle se magari ci faceva qualche esempio. Allora, l'istruzione e l'ambiente, mi ero segnato qualcosa in particolare, ma non conoscendo ovviamente l'ordinamento statutario di questa regione, però riflettendo in generale sulle regioni a statuto speciale, il limite più importante è che si potrebbero sovrapporre delle fonti legislative o addirittura superare quelle concesse alle regioni ordinarie ai sensi dell'articolo 116,3, potrebbero superare le prerogative fissate dagli statuti regionali o dalle norme di attuazione degli statuti regionali, ridimensionando la portata delle autonomie storiche che hanno un riconoscimento costituzionale. Oltre a questo, oltre alla sovrapposizione, ci sono competenze legislative che potrebbero entrare in conflitto con i poteri assegnati alle regioni a statuto speciale, per esempio per la Sicilia, di cui ovviamente conosco bene lo statuto. I problemi si pongono in relazione a settori determinanti, come la sanità, l'istruzione e l'ambiente. Poi c'è un problema che riguarda le risorse finanziarie e la fiscalità. L'autonomia differenziata prevede un incremento, anche se la disposizione è stata dichiarata parzialmente incostituzionale, però prevede un incremento del gettito trattenuto dalle regioni. Ma le regioni a statuto speciale, in forza dell'istituzione della loro autonomia, usufruiscono di trattenute specifiche e di particolari risorse statali. Il fatto che possano essere cumulate queste risorse con le entrate derivanti dall'autonomia differenziata può creare una disparità tra le regioni ordinarie e speciali. E poi vi è la questione delle modifiche degli statuti speciali, che potrebbe richiedere l'applicazione dell'autonomia differenziata alle regioni speciali, potrebbe richiedere una revisione degli statuti. Vi è poi un impatto sui tributi locali, vi è poi un impatto sulla perequazione e sui servizi pubblici locali, che potrebbe limitare i servizi essenziali. Quindi non è vero che, diciamo, questa riforma, mentre aggiunge dei poteri alle regioni ordinarie, non danneggia quelle a statuto speciale. Non è così. Poi
si potrebbero dire tante altre cose. Per esempio, proprio in questi giorni leggevo un commento di una delle costituzionaliste più autorevoli intervenute in questa materia, che è la Buzzacchi, che in un suo saggio di commento alla sentenza della Corte Costituzionale riflette proprio sul tema del rapporto critico tra autonomia differenziata e regime di specialità. Sarebbe un discorso estremamente tecnico, però evidenzia come la Corte abbia tracciato un confine chiaro tra i due regimi autonomistici, speciali e ordinari e differenziandi, chiarendo che l'autonomia speciale segue un percorso separato da quello della differenziazione. Cioè l'autonomia differenziata è concepita come un meccanismo, lei dice, per rompere l'uniformità delle regioni ordinarie, permettendo di ottenere particolari competenze, ma per le regioni speciali un rafforzamento dell'autonomia deve avvenire attraverso la revisione statutaria o le norme di attuazione degli statuti speciali. Questo è quello che dice, perché vi è una differenza strutturale, perché altrimenti viene meno quel particolare beneficio che la Costituente ha voluto attribuire alle regioni speciali. Diciamo che evapora, non esiste più. Quindi questo è un po' il punto. Poi nel vostro caso, entrando nel merito delle prerogative riconosciute dallo Statuto e dalle norme di attuazione dello Statuto, potrete, ma comunque si tratta di un falso problema ormai, perché questo è stato letteralmente smontato dalla Corte Costituzionale. Forse non so se non riesco a fare degli esempi concreti perché dovrei conoscere e non conosco nei particolari il vostro ordinamento, ma sicuramente ci sarebbero una serie di problemi. E poi per finire vorrei dare così un riconoscimento, cioè i comitati a difesa della Costituzione, i comitati contro ogni autonomia differenziata, i tanti altri comitati che in questi anni hanno lavorato sono stati provvidenziali. Io guardate che gran parte delle fonti, buona parte, non dico gran parte, buona parte delle fonti di questo libro l'ho trovato proprio su quel sito che veniva richiamato da te, di Carte in Regola, e ho diffusamente discusso del contributo delle associazioni, dei comitati. Senza di loro anche i partiti del centro-sinistra non sarebbero stati investiti in maniera così forte di questa problematica. Sono stati gli antesignani, sono stati i precursori e guardate, sono riusciti a fare qualcosa di straordinario, non solo sensibilizzando i cittadini, ma anche sensibilizzando i costituzionalisti, ad esempio, economisti, invitandoli alle loro iniziative, promuovendo convegni dappertutto, in tutto il paese, mettendo insieme anche i leader dei partiti e delle formazioni politiche del centro-sinistra. Quindi sono stati una risorsa, benché non presenti in Parlamento, benché semplici cittadini come noi d'altra parte, senza i quali probabilmente questa battaglia non sarebbe stata condotta. E per quello che riguarda infine, non so se forse non mi sono espresso nel migliore dei modi, io non dico che, certo, abbiamo lavorato tanto perché si potesse tenere un referendum e non voglio neanche ragionare nel senso che pure razionalmente credo che il referendum, la celebrazione del referendum veniva auspicata dai nostri nemici. Calderoli
si augurava che si tenesse il referendum, consapevole del fatto che perché quel referendum potesse superare il quorum sarebbe dovuto andare al voto, credo, tra l'80 e il 90% della popolazione del Sud, e si tratta di una ipotesi che ben difficilmente sarebbe stata raggiunta. Io credo che la proiezione dei dati di affluenza alle competizioni politiche e soprattutto ai referendum ci avrebbe consegnato la quasi certezza, pur dopo una battaglia che avremmo condotto al meglio del nostro entusiasmo e delle nostre energie, che quel referendum avrebbe visto una stragrande parte di sì all'abrogazione, ma senza raggiungere il quorum, e quindi restituendo poi di fatto, concretizzandosi in una sconfitta sotto il profilo. Però penso che il referendum è solo rimandato. Io penso che il referendum è solo rimandato perché sono assolutamente certo che in questo suo delirio la destra non abbandonerà i suoi cavalli di battaglia. Quindi saremo probabilmente chiamati a confrontarci ancora sui temi dell'autonomia differenziata e anche sui temi del premierato. Su questo noi ci giochiamo la Costituzione e penso che alla fine torneremo, si ritornerà, si andrà alle urne e ci confronteremo. Concludo ringraziandovi per l'attenzione, e anche io voglio ringraziare Daniele Dovenna nel essere rappresentante di un comitato che nel tempo si è speso a difesa della Costituzione e ha intravisto in maniera lungimirante quelli che potevano essere i pericoli che si sarebbero poi realizzati. Così come voglio ringraziare Piero Gurrieri per l'importante apporto che ha dato con il suo libro a questo tema in un dibattito politico che vede appunto questa discussione appunto accesa, e quindi dobbiamo rimanere ancora guardinghi benché i risultati della sentenza siano favorevoli, e quindi questo è il percorso che ci attende, ecco. Stare attenti ad una destra che comunque può tendere delle imboscate. Grazie. Grazie.